Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Alle 18 di oggi è scattato l'allarme per la ricerca di un ragazzo disperso nella zona del torrente Palar, nella frazione di Alesso di Trasaghis. Immediatamente sono partite le operazioni di ricerca che hanno coinvolto i vigili del fuoco del comando di Udine, con la squadra del distaccamento di Gemona e il personale Speleo Alpino Fluviale, l'elicottero Drago del reparto volo vigili del fuoco di Venezia, con 2 sommozzatori a bordo, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari del CNAS. Dopo circa 90 minuti di ricerche, i vigili del fuoco hanno trovato il ragazzo infreddolito, ma in buone condizioni fisiche, nella parte più a monte del torrente e lo hanno accompagnato a valle sano e salvo. Da lì è stato preso in consegna dai sanitari e portato a Gemona per gli accertamenti.